Sono state consegnate le liste dei candidati per le elezioni del 3 e 4 ottobre. Da Trieste a Drenchia 38 i comuni al voto, 98 candidati sindaco, 3.250 candidati consiglieri, 4 i comuni con il ballottaggio. Domani in regione le manifestazioni No Green Pass, nel mirino le stazioni ferroviarie e i treni a lunga percorrenza, allerta delle prefetture a Udine, varchi controllati. Mancano i segretari comunali e i municipi sono in difficoltà. In regione sono una quarantina per 21 comuni. Il presidente del Consiglio regionale Zanin: ora basta, serve una legge per aiutare i sindaci. Il comune di Udine ha deciso di cambiare volto al visionario. Dopo l'ultimo cantiere verranno abbattuti i muri per permettere la visibilità della strada. In più verrà rimossa l'edicola da piazza San Giacomo. Alle 20 chiude il mercato con l'Udinese che dopo l'ufficializzazione di Soppi ha ancora alcuni tavoli aperti. Intanto il Pordenone dopo l'esonero di pace ha ufficializzato l'arrivo di Rastelli. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Alle 12 di oggi si sono chiusi i termini per la presentazione delle liste in vista delle elezioni dei prossimi 3 e 4 ottobre. Sono 38 i comuni che andranno al voto in Friuli Venezia Giulia. Allora vediamo i numeri e le curiosità di una tornata elettorale che coinvolgerà 473.000 cittadini del Friuli Venezia Giulia. Sono circa 100 gli aspiranti sindaci, al momento 98, e oltre 3.250 gli aspiranti consiglieri comunali su circa 175 liste che correranno per una poltrona nei 38 comuni del Friuli Venezia Giulia che andranno al voto il 3 e 4 ottobre. Attualmente il quadro è ancora provvisorio, i termini per la presentazione della documentazione erano fissati alle 12 di oggi e dunque gli uffici controlleranno in questi giorni la documentazione presentata tra firme, casellari giudiziari e modulistica e potrebbero esserci esclusioni e ricorsi. Tutto però si dovrebbe chiudere entro il 4 settembre quando ci saranno i sorteggi per gli ordini nelle schede elettorali. Solamente 4 i comuni che potrebbero andare al ballottaggio qualora nessuno degli aspiranti sindaco dovesse superare il 50% più uno dei voti scrutinati e le date fissate sul calendario sono quelle del 17 e 18 ottobre. Trieste è la città con il maggior numero di candidati, ben 10 con 840 aspiranti consiglieri per i 40 scranni. In città ci sono anche 7 circoscrizioni elettive per un totale di 112 consiglieri. Al secondo posto c'è ovviamente Pordenone per numero di consiglieri con 440 candidati, sempre per 40 posti. 5 i comuni dove si è presentato un solo aspirante primo cittadino che dovrà comunque superare il quorum del 50% più uno degli aventi diritto. In 17 comuni la sfida sarà a 2, in 12 comuni a 3 e in 3 comuni tra 4 aspiranti sindaco. Il titolo del comune più piccolo al voto è di Drenchia con 134 cittadini, 2 candidati e da eleggere un totale di 10 consiglieri. Complessivamente sono quasi 473.000 cittadini chiamate alle urne, di cui poco meno di 286.000 anche a un possibile ballottaggio. Dunque 4 i comuni che potrebbero andare al ballottaggio. Per quanto riguarda i comuni più grandi sono state confermate le anticipazioni della vigilia con 4 candidati a Pordenone e Cordenonse, 3 a San Vito al Tagliamento. A Trieste sono 10 candidati sindaco. Alessandro Ciriani, Anna Ciriani, Giovanni detto Gianni Zannolini e Vitto Claut sono 4 i candidati sindaco a Pordenone sostenuti da 12 liste. Nonostante la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature fosse alle 12 di oggi, il quadro è ancora provvisorio. Bisognerà quindi attendere il 4 settembre quando ci sarà l'estrazione dell'ordine nella scheda elettorale. Nel capoluogo della destra Tagliamento, Alessandro Ciriani, sindaco uscente, sarà supportato dalle liste Ciriani sindaco Fratelli d'Italia, Lega Salvini FVG, lista Ciriani sindaco Pordenone Cambia, Forza Italia UDC Pordenone Civica e infine da Progetto FVG Alessandro Ciriani sindaco. Gianni Zannolin sarà supportato dalle liste Il Bene Comune, Partito Democratico, La Civica e Movimento 5 Stelle. Anna Ciriani, da lista civica Anna Ciriani, sindaco a Memo Pordenone e Vitto Claut da Coalizione Etica. I 18.000 residenti di Cordenos dovranno scegliere tra 4 candidati: Andrea Delle Vedove, l'uscente, appoggiato dal centrodestra, Paolo Peresson del centro-sinistra, Giampaolo Biesion del Movimento 5 Stelle e infine Franco Vampa della lista civica Cordenos Futura. 3 i candidati sindaco a San Vito al Tagliamento, 15.011 abitanti, Valerio Delle Fratte è il candidato del centrodestra, Susi Centis del centro-sinistra e infine Alberto Bernava da altre civiche sempre di centro-sinistra. A Trieste saranno ben 10 gli aspiranti sindaco sostenuti da 21 liste.
Sono 112 oggi i nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia rilevati su 7.606. Tra tamponi molecolari e test rapidi non si è registrato alcun decesso. Restano 13 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 49 gli ospedalizzati in altri reparti. 1.146 sono le persone in isolamento. 3 i positivi sono tra il personale delle aziende sanitarie e 3 i contagi tra operatori di case di riposo. Sempre 3 casi di rientro da Albania e Macedonia. Il Friuli Venezia Giulia ha pagato un prezzo particolarmente caro al Covid. Lo dicono i dati Istat che vedono il Friuli Venezia Giulia secondo nella classifica che valuta l'eccesso di mortalità. Nei primi 6 mesi del 2021 il Friuli Venezia Giulia ha registrato un deciso aumento dei decessi legati alla terza ondata Covid. I numeri, elaborati dall'Istat, pongono la nostra regione al secondo posto in Italia, alle spalle della Puglia, nella non invidiabile classifica che valuta l'eccesso di mortalità. Confrontando i dati dei primi 6 mesi dell'anno con quelli del periodo 2015-2019, il mese peggiore è stato gennaio, con 608 vittime in più. A febbraio l'eccesso di mortalità si è attestato a 120, mentre a marzo il numero si impenna nuovamente con 432 decessi in più. Numeri in aumento anche ad aprile, con 266 vittime in più rispetto al periodo 2015-2019. L'effetto Covid si annulla a maggio e giugno, che vedono un'inversione di tendenza con 70 e 61 morti in meno. Complessivamente le vittime dei primi 6 mesi 2021 sono state 9.049, 1.295 più della media del periodo pre-coronavirus. Un dato che colpisce ancora di più se confrontato con quello del 2020. Nell'intero anno, infatti, l'incremento di vittime era stato di 1.843, calcolando che la nostra regione era stata risparmiata dalla prima ondata, ma aveva sofferto nella seconda, con un netto incremento delle vittime a novembre e dicembre. Dal momento che 2/3 della popolazione sono vaccinati, in particolare i più fragili, la speranza è che l'effetto del virus possa essere attutito nei prossimi mesi. Scatta domani l'obbligo di Green Pass per la scuola. I presidi sono preoccupati per quanto riguarda le conseguenze sul personale amministrativo perché dicono il rischio nell'immediato è di avere le segreterie fondamentali nella fase di avvio sotto organico, addirittura vuote. Ci siamo, l'obbligo di Green Pass dal 1 settembre entra nelle scuole dal primo ciclo all'università. Il personale per accedere ai plessi dovrà esibire il certificato, una novità che potrebbe creare più di un disagio negli istituti della regione. Ogni scuola in qualche modo ha a che fare con il problema di una quota pur minima di personale che non è regolare. Sappiamo che già una quota di personale anche delle segreterie, per esempio, sta accedendo a richieste di congedi, aspettative, eccetera. Questo è un fenomeno che mette in crisi il servizio, provoca un disservizio importante, perché le segreterie, per esempio, sono un presidio fondamentale per l'avvio dell'anno scolastico. Ci sono tutta una serie di adempimenti amministrativi e procedurali che sono in capo agli impiegati delle segreterie. Se un dirigente si trova dal 1 settembre la segreteria vuota, ha un bel problema e casi di questo tipo ce ne sono. I presidi sono comunque pronti ad affrontare questa nuova sfida. E a partire da domani gli studenti e il personale delle università di Trieste e di Udine, inclusa la Sissa, e il personale delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia potranno accedere alla vaccinazione anti-Covid anche senza prenotazione. Si tratta di accessi diretti agli hub in alcune fasce orarie di determinate giornate secondo quanto stabilito dalle 3 aziende sanitarie regionali. L'accesso diretto ai centri vaccinali è già consentito per i ragazzi che rientrano nella fascia 12-18 anni. E parlando ancora di scuola, non ci sarà più l'ingresso a scaglioni per le superiori come accaduto nello scorso anno scolastico, bensì un turno unico per gli allievi dell'ex provincia di Udine dal 16 settembre. Ci saranno 61 mezzi di trasporto in aggiunta e 130 corse in più.
61 i mezzi in più del trasporto pubblico e oltre 130 corse in aggiunta per garantire agli studenti della ex provincia di Udine una percorrenza sicura verso i plessi scolastici per l'avvio del nuovo anno sui banchi delle superiori. L'obiettivo, spiega l'assessore regionale ai trasporti Graziano Pizzimenti, è quello di tutelare i giovani allievi rispetto al contagio da Covid e di garantire un turno unico in ingresso e in uscita senza gli scaglionamenti dello scorso anno. Le aree interessate dall'incremento del servizio di trasporto per la scuola sono Udine, Tarvisio, Gemona, Tolmezzo, Cervignano e tutti gli altri centri dell'ex provincia che contano istituti superiori scolastici. Le aree interessate dall'incremento del servizio di trasporto per la scuola sono Udine, Tarvisio, Gemona, Tolmezzo, Cervignano e tutti gli altri centri dell'ex provincia che contano istituti scolastici superiori. Il quadro è stato delineato a seguito di un incontro con il prefetto di Trieste in accordo con le autorità di governo di Udine, Gorizia e Pordenone e la Regione, vertice tenutosi ieri e che prevede la presenza in aula del 100% degli allievi e dell'80% sui mezzi di trasporto. Il piano prende avvio il 16 settembre prossimo, ma alcuni istituti avviano le lezioni già il 13 con disponibilità da parte della società dei trasporti, in caso di criticità, ad anticipare l'incremento dei mezzi. In tutto le Friuli Venezia Giulia ci saranno 120 autobus in più e oltre 370 corse in aggiunta. Trenitalia garantisce l'80% sui propri mezzi, mentre la ferrovia Udine-Cividale aumenta una corsa. E già da domani entra in vigore l'obbligo di esibire il Green Pass per chi viaggia sui treni. E proprio collegandoci a questo obbligo, domani sono previste manifestazioni annunciate dai No Pass nelle stazioni di Udine, Trieste, Pordenone, Monfalcone e Latisana, e prefettura e forze dell'ordine sono al lavoro per garantire la sicurezza. Stazioni ferroviarie sotto massima sorveglianza in Friuli Venezia Giulia in vista della manifestazione No Pass prevista per domani pomeriggio in coincidenza con l'entrata in vigore dell'obbligo del certificato verde per viaggiare sui treni a lunga percorrenza. 5 le stazioni nel mirino di chi protesta, quelle di Trieste, Monfalcone, Udine, Latisana e di Pordenone. L'intenzione è quella di bloccare i convogli, in particolare quelli ad alta velocità, reato che sarà punito immediatamente con una denuncia per interruzione di pubblico servizio, fa sapere già oggi il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. Nella fascia oraria annunciata dai No Pass, in Friuli Venezia Giulia è in transito un unico Freccia Rossa che parte da Trieste e ferma a Monfalcone e a Latisana. Per mantenere l'ordine, a Udine sarà istituito un unico varco di accesso con luce verde, solo previa esibizione del titolo di viaggio. Nello spazio della stazione del capoluogo friulano sarà attivo un presidio delle forze dell'ordine e lo spazio aereo sarà monitorato con i droni della polizia locale. Non ci sono dati esatti sul numero dei partecipanti alla protesta, anche perché le informazioni viaggiano su canali social non facilmente accessibili come Telegram, spiega l'autorità di governo di Udine. Fondamentale in questo senso la collaborazione con la Polizia Postale delle Comunicazioni e con la Polizia Ferroviaria. Lettere anonime con minacce di morte indirizzate alla redazione del Messaggero Veneto e a quella del Piccolo sono state recapitate agli uffici dei 2 giornali in Viale Palmanova a Udine e in Via Mazzini a Trieste. Le lettere, identiche e scritte a mano, contengono il disegno di un proiettile e frasi come "il vaccino in esperimento" e "sarete puniti come meritate". Delle indagini si stanno occupando le Digos delle questure di Udine e di Trieste. Sarà battaglia legale tra il medico di medicina generale di Sacile, sospeso perché non vaccinato, e ASFO, il professionista i cui 1.300 pazienti sono stati dirottati. Ad altri colleghi si è rivolto ad un avvocato per far valere quelli che ritiene essere i propri diritti. E guerra aperta tra l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale e il dottor Marco Biscaro, medico di medicina generale sospeso dalla professione perché non vaccinato contro il Covid. Il suo studio nel poliambulatorio della medicina integrata di Sacile, all'interno dell'ospedale di Via Ettoreo, è vuoto. Nessuno in segreteria. I suoi pazienti, circa 1.300, non potranno temporaneamente contare sulle sue cure, come informa un cartello fuori dallo studio. Straniti molti pazienti, alcuni increduli, altri arrabbiati, che sono stati dirottati in parte agli altri medici che condividono gli spazi con Biscaro,
in parte ad altri colleghi di Bruniera e Caneva. Asfo ha sospeso il medico e l'ordine ne ha preso atto. Per Biscaro sarà impossibile esercitare la professione fino al 31 dicembre, a quando non si sarà vaccinato, ma il medico non ci sta ed è pronto a far valere i propri diritti davanti al TAR o al giudice del lavoro. A difenderlo è l'avvocato Giovanna Augusta De Manzano. Ritengo la sospensione dell'esercizio della professione a danno del mio assistito un provvedimento illegittimo, spiega il legale. Il dottor Biscaro ha infatti giustificato e documentato i motivi di esenzione, così come prevede il decreto legge 4421. La sua è una scelta coerente con le proprie convinzioni e conoscenze mediche. Mi riservo ogni tutela giudiziaria per i danni che il dottor Biscaro sta subendo, conclude De Manzano. Municipi della Regione in difficoltà per la carenza di segretari comunali. Sul tema interviene il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, che lancia l'ipotesi di una legge regionale che possa supportare il lavoro dei sindaci. In Friuli Venezia Giulia, dei 215 comuni, solo una quarantina ha un segretario comunale. Nel 2020 lo Stato ha impugnato la norma regionale che istituiva l'albo regionale dei segretari, ma le proteste dei sindaci continuano, come quello di Pozzolo che abbiamo segnalato ieri. Oggi il Presidente del Consiglio, Piero Mauro Zanin, ha prospettato l'ipotesi di istituire una legge regionale affinché i segretari comunali diventino regionali. L'idea potrebbe essere quella di lanciare una legge per cui i segretari comunali siano regionali, cioè fare un albo dei segretari comunali regionali. Su questo ci sono dei problemi legislativi nazionali su quali dobbiamo confrontarci, ma l'idea di questo Consiglio regionale è quella di creare dei professionisti locali che possono dare un supporto tecnico, giuridico ai nostri comuni, aiutando i nostri sindaci che sono in prima linea e con questi anni del Covid ancora di più hanno dovuto assumersi grandissime responsabilità, a cui va la solidarietà non solo mia ma dell'intero Consiglio regionale. Il piazzale del Visionario a Udine avrà un nuovo assetto, lo ha deciso la Giunta, che ha deliberato anche sullo spostamento dell'edicola di Piazza San Giacomo. L'area esterna del Visionario di Udine cambia volto per dare maggiore visibilità all'edificio ristrutturato da poco. Visionario si potrà vedere tranquillamente da via Squilli dall'esterno, perché non ci saranno muri che lo delimitano. Ci saranno delle alberature poste lungo la parte del parcheggio, che sarà delimitato da 2 sbarre che potranno essere alzate e abbassate quando l'utente andrà a vedere il film, o ci saranno altre iniziative del Visionario. L'area verde, che praticamente non avrà la recinzione, e ci saranno solo alcune recinzioni all'interno. La Giunta Comunale ha anche deciso di non rinnovare la concessione all'edicola di Piazza San Giacomo, individuando una nuova soluzione. Il Comune acquista l'edicola e poi attraverso un bando di gara la darà in concessione. Il valore di partenza del canone verrà fissato dagli uffici, però mi sembra che siano indirizzati su un valore pari a 170 euro al mese, e naturalmente si terrà conto anche delle capacità professionali, quindi ci saranno tutta un'altra serie di criteri. E crediamo così di chiudere, speriamo, questa querelle. Verrà posizionata l'edicola di fronte a Casa Cavazzini. Tra le decisioni assunte oggi dalla Giunta Comunale anche l'attribuzione della cittadinanza onoraria al milite ignoto, medaglia d'oro al valor militare, e l'intitolazione dell'area verde posta sul Colle del Castello nei pressi della chiesa di Santa Maria. Individuati dai carabinieri di Maniago 3 giovani presunti responsabili di alcuni furti a Montereale e Valcellina risalenti allo scorso inverno. Si tratta di 2 diciottenni rumeni e di un minorenne italiano. Dopo mesi di indagini, i carabinieri della stazione di Maniago sono risaliti agli autori dei furti nella tabaccheria Segnali di Fumo di Montereale Valcellina e all'interno di un'abitazione privata usata come seconda casa sempre nello stesso comune. I responsabili, che sono stati individuati, sono 2 diciottenni rumeni e un minorenne italiano. Avevano sottratto merce per 4.000 euro in 2 diversi colpi tra gennaio e febbraio nella tabaccheria e altri oggetti del valore di circa 1.000 euro all'interno della casa. Il terzetto è stato individuato grazie alle indagini del comando della stazione dei carabinieri di Maniago, coordinati dal PM Marco Fajon della Procura di Pordenone. I 3, risultati già noti alle forze dell'ordine, avevano abbandonato il territorio nazionale nell'intento di sfuggire alle maglie della giustizia, ma erano poi stati rintracciati e successivamente detenuti in Spagna e Austria, in attesa di essere rimpatriati per scontare la pena.
I ghiacciai del Canini in un secolo hanno perso l'84% della loro superficie e il 96% del loro volume. Questo è il risultato del monitoraggio effettuato dalla terza tappa della Carovana dei Ghiacciai di Legambiente. I piccoli ghiacciai del Canini, insieme al ghiacciaio del Montasio, rappresentano i corpi glaciali a più bassa quota del sistema alpino. Gli studi scientifici indicano che la loro persistenza a quote più basse si deve principalmente all'accumulo nevoso straordinario. Tali caratteristiche li rendono piuttosto resilienti al riscaldamento globale. L'eccezione, diciamo così, temporanea, per esempio delle nostre Alpi Giulie, dove le nevicate stanno compensando un po' le estati, a livello alpino tutti i ghiacciai al di sotto dei 3500 metri sono destinati a scomparire nei prossimi 2, massimo 3 decenni. La tendenza alla deglaciazione è ineludibile, certo dipende molto dall'atteggiamento dell'uomo sia a livello globale che a livello locale su quale sarà l'effettiva trasformazione del paesaggio. Ciò che rimarrà saranno dei piccoli ghiacciai coperti di detrito in posizioni, diciamo, di esposizione e altimetria favorevoli. Io mi ricordo che ero a Sella Neve, anzi ero al Rifugio Gilberti nel 1982 e per la prima volta ho visto d'inverno piovere. L'altro giorno che in cima al plateau in Groenlandia, a 3200 metri in Groenlandia, ha piovuto. È evidente che questi trend, no, sono molto veloci di cambiamento. Torniamo a parlare di scuola, ma questa volta dal punto di vista delle spese che le famiglie dovranno sostenere. In media 550 euro per ogni studente, in aumento del 3,5% rispetto allo scorso anno. Secondo il più recente rapporto Codacon sui prezzi per diari, astucci, zaini, materiale scolastico, i prezzi sono in rialzo del più 3,5% rispetto allo scorso anno, seguendo il trend dell'inflazione che registra un marcato aumento nel nostro paese, mentre i prezzi dei prodotti non di marca appaiono sostanzialmente stabili sul 2020. Il costo totale sull'anno scolastico 2021-2022 tra diario, zaino, quaderni e tutto il resto può arrivare fino a 550 euro a studente. Al corredo poi vanno aggiunti i libri scolastici che secondo le stime di Federconsumatori si attestano su una media di 478,20 a studente. Il costo però in realtà varia anche notevolmente, in particolare per le classi prime. Si va da una media di 441,60 euro per i libri di prima media a 679,40 per quelli di una prima liceo. Per questo Civibank mette a disposizione a tutte le famiglie e a tutti gli studenti Civi Presto Scuola più Sport, un prestito fino a 1.000 euro senza interessi o spese per ciascun figlio a carico. È stato presentato questo pomeriggio il programma del Pride FVG che quest'anno si terrà tra Gorizia e Nova Gorizia, il clou con la sfilata di sabato pomeriggio, il cui percorso sarà reso noto solo all'ultimo per ragioni di sicurezza. Partirà da Piazza della Vittoria e arriverà fino in Transalpina con un corteo lungo tutto il pomeriggio. È stato presentato quest'oggi il terzo Pride del Friuli Venezia Giulia, in programma sabato a Gorizia. L'appuntamento concluderà una settimana di incontri ed eventi dedicati al rispetto e alla sensibilizzazione alla comunità LGBTQ, con ospiti da tutta Italia. Tra questi i parlamentari Alessandro Zan e Alessandra Maiorino, firmatari del DDL Zan, presenti in città già venerdì sera al Conference Center di Via Alviano e alla sfilata del giorno dopo. Fin dalla mattina la piazza si animerà con stand per poi far spazio dalle 16 al percorso che rimarrà segreto fino al giorno stesso. I discorsi saranno pronunciati sul versante sloveno di Piazza Transalpina, mentre gli appuntamenti si concluderanno a notte fonda con il DJ set. L'appuntamento gode di numerosi patrocini dei comuni del Goriziano, nonché del sindaco di Nova Gorizia Klemen Miklavic. Sarà la leggenda del piano Maurizio Pollini a inaugurare l'11 ottobre la nuova stagione del Verdi di Pordenone. Sul sipario sulla nuova stagione del Teatro Verdi di Pordenone che segna anche la vera ripartenza del mondo dello spettacolo. Il cartellone, presentato oggi allestito dai consulenti artistici Maurizio Baglini e Natalia Di Iorio, è di assoluto spessore. Inaugurazione super l'11 ottobre con la leggenda vivente del concertismo mondiale Maurizio Pollini. Avremo
30 spettacoli nell'arco di 90 giorni, al di là dell'apertura con Pollini che ha scelto il nostro teatro per la qualità dei programmi che stiamo facendo in questi anni, poi abbiamo una serie di P, mi piace fare questo gioco della lettera P perché partiamo con Pordenone Legge, poi abbiamo subito Piovani, poi abbiamo Paolini con il suo nuovo spettacolo, poi abbiamo il ricordo di Pasolini e quindi poi abbiamo Rossini, Branciaroli, insomma abbiamo veramente grandi nomi. Tutto pronto anche sul fronte della sicurezza, Green Pass d'obbligo e numero contingentato di spettatori. Domani a Mittelfest partecipazione straordinaria di Tosca che canterà per la prima volta in friulano. Mittelfest per la giornata di domani propone un programma all'insegna della cultura friulana, declinata in musica, teatro e laboratori. Andranno in scena alle 17 e alle 18:30 Carlo e Nadia, studio intorno ad un incontro del Teatro Stabil Furlan. Alle 19:30 il concerto Ere Fragmenta del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine. Dulcis in fundo, alle ore 21:30 la prima assoluta di Tim Petiare, 100 anys des mior cançons furlanis. Concerto per voci soliste, ensemble vocale, pianoforte, fisarmonica e quintetto d'archi. Quest'ultimo in prima assoluto vedrà la partecipazione straordinaria della cantante Tosca che canterà in friulano per la prima volta, ripercorrendo una raffinata rivisitazione delle musiche e dei brani friulani più significativi del Novecento ad oggi. È stata svelata oggi a Udine la terna dei finalisti del premio letterario internazionale La Tisana per il Nord-Est. Sono Lana Bastasic con Afferra al coniglio, Romina Casagrande con I bambini di Svevia e Paolo Malaguti con Se l'acqua ride, i tre autori selezionati dalla giuria tecnica che sabato 11 settembre si contenderanno il premio letterario internazionale La Tisana per il Nord-Est. Vincitrice del premio Territorio Coop Alleanza 3.0 è Carmen Pellegrino con La felicità degli altri. I nomi sono stati annunciati a Udine nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nel Palazzo della Regione. Il premio è cresciuto molto perché ci sono arrivati dei testi dagli editori più importanti, gli stessi testi che poi sono stati presentati a premi letterari internazionali, quindi c'è stata sicuramente una crescita e gli autori che sono stati scelti sono tra i più rappresentativi del panorama italiano contemporaneo. Noi il vincitore lo stabiliamo il giorno stesso in cui c'è la premiazione, evitando così fughe di notizie, ma consentendoci anche di meditare sulle riletture dei testi, perché i libri vanno letti ma soprattutto riletti. La chiusura della finestra estiva del calciomercato, tra poco tutti gli aggiornamenti a Sport FVG relativi all'Udinese e al Pordenone che ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico a prendere il posto di Paci e Massimo Rastelli. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata, arrivederci.